Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Bob Dylan, niente male, ma soprattutto grazie a Federico Borsari che oltre alla regia si occupa anche del calendario musicale perché ci ha fatto scoprire Cécile Chaminade. Nasce oggi, 13 aprile 1944, a Monte Carlo, pianista, compositrice, inizia a 8 anni, pensate un po' a scrivere musica da chiesa ed è autrice e anche compositrice di questo brano che abbiamo ascoltato per pianoforte, Arabesco numero 1, opera 61, Cécile Chaminade. Intanto 1844 naturalmente, non 1944, comunque perché è una tardo 800, seconda metà dell'Ottocento. Con questo andate a scoprirla perché è interessante, si fanno anche scoperte interessanti ascoltando Radio Libertà, permettetemi questa facilissima battuta. Intanto do il benvenuto e il buongiorno come tutti i giovedì a quest'ora a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi, online tempi.it, che fa ormai stabilmente parte da tempo della nostra rassegna stampa e che ci fornisce sempre spunti di riflessione. Intanto buongiorno Emanuele, grazie per essere qua. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti, ciao. Allora, a proposito di spunti e di contributi, devo dire che abbiamo tutti seguito e ne parleremo poi, lo farà il collega Antonino Danna nella trasmissione pomeridiana del tardo pomeriggio di Zoom alle 18, non so se oggi o domani, ma comunque credo oggi con Leone Grotti, che ha raccontato per Tempi in diretta dalla Nigeria, ha fatto un racconto, un quadro, ha tratteggiato un affresco della Nigeria, essendoci andato inviato appunto per Tempi, veramente efficace, con documentazione anche audio-video che ritrovate sul sito tempi.it. Quindi ne parleremo a parte, però devo dire Emanuele che questo è stato un bellissimo servizio offerto a tutti i lettori e anche pieno di cose che di solito non vengono raccontate. Tra l'altro voglio esprimere particolare gratitudine come lettore perché è una cosa che avete cercato di fare come tutto il mensile Tempi in completa autonomia finanziaria, cioè chiedendo ai lettori anche di dare il loro contributo per poter fare questo bellissimo lavoro che è il racconto giornalistico, e lo ha fatto magnificamente appunto Leone Grotti dalla Nigeria, dandoci tantissimi spunti di riflessione, no direttore? Sì, innanzitutto ringrazio te, ringrazio la tua radio per questo, diciamo, per questa attenzione nei confronti di questo lavoro. Sì, come tu dicevi, Leone è stato in Nigeria e ha fatto davvero un lavoro straordinario, nel senso che ha raccolto moltissime testimonianze, alcune anche molto crude, molto commoventi. Ne cito solo una di due ragazze rapite da Boko Haram. Boko Haram sono i jihadisti che insanguinano la Nigeria da anni, rapendo ragazze, distruggendo villaggi, compiendo violenze, e nel racconto di queste due ragazze, che è davvero crudo, si capisce qual è la quotidianità di questo popolo, di questa popolazione. Soprattutto il fatto che quando vengono rapiti, quando vengono colpiti queste persone cristiane, i jihadisti chiedono loro di convertirsi e a quel punto la scelta è drammatica: o ti converti e salvi la vita oppure muori per la tua fede. Infatti giustamente secondo me possiamo parlare proprio di martiri, perché in questo caso le persone che non accettano questo invito, chiamiamolo così, dei jihadisti perdono la vita. E quindi appunto c'è il racconto di queste ragazze che poi sono state per mesi e mesi rapite da questi jihadisti, potete immaginare ovviamente che cosa hanno subito, e poi del loro ritorno a casa. Ma qui inizia un secondo dramma, perché una volta tornate a casa molto spesso queste ragazze non vengono accettate dai loro parenti, dal loro villaggio, perché si teme che in realtà stiano facendo il doppio gioco, o in un secondo caso che siano, come dire, state infettate dagli infedeli. E quindi per queste ragazze dopo i mesi di prigionia inizia una seconda, un secondo calvario, e quindi soltanto grazie ad alcuni parroci, ad alcune comunità cristiane, esse ricominciano un lentissimo lavoro di ricostruzione di sé, della propria personalità, della propria vita.
E Leone appunto ha raccontato tutte queste vicende molto crude e al tempo stesso anche una grandissima fede, una fede semplice, elementare ma certa. Forte. Quindi sono d'accordo con te che imbrodandomi un po', però effettivamente ha fatto un ottimo lavoro raccontando una... No, ma Emanuele, c'è poco da imbrodare. Poi prossimamente noi racconteremo, come ho promesso di fare, perché è una cosa di utilità pubblica, la storia di Tempi, no? Che è la storia di un gruppo di giornalisti di quali tu sei il direttore, ma insomma tutti voi siete stati protagonisti e siete protagonisti di un'avventura giornalistica che credo sia un unicum in Italia, è eccezionale, fantastica, perché con le sole vostre forze avete rilevato una testata e l'avete trasformata e fatta vivere, continuare a vivere ma anche rinnovata. Quindi il reportage di Leone è stupendo ed è eccezionalmente utile a tutti i lettori perché è giornalismo ed è una cosa che nasce dalle forze di chi lo fa. Bellissimo. E dalle forze dei lettori, naturalmente, che contribuiscono, sollecitati a farlo. Non c'è nessuna provvidenza pubblica, ma c'è una capacità di raccogliere risorse per fare qualcosa di buono e di utile in questo mestiere che ha ancora un senso e la lettura di reportage come quello di Leone lo conferma. C'è ancora un futuro, al di là di tutte le cose che sentiamo dire circa le intelligenze artificiali. Saranno utili anche, per carità, saranno pericolose per altri versi, ma insomma c'è qualcosa di ineliminabile e voi ne siete la testimonianza, io lo dico da lettore, da cittadino, quindi sono io che ti ringrazio, altro che imbrodare. E invito veramente tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto a percorrere il sito di Tempi, ad abbonarsi al mensile. È facilissimo farlo perché è una fonte veramente rara e utilissima. Non voglio imbrodare io a mia volta, però voglio tornare, Emanuele, sul discorso della Nigeria. Perché è importante, oltre a quello che tu hai già detto? È importante perché intanto è il paese più popoloso dell'Africa e dall'Africa vengono e verranno presumibilmente spinte migratorie fortissime. Tanto più se si pensa che la Nigeria nel giro di pochi decenni, mi pare entro il 2050, è prevista forse quasi raddoppiare la sua popolazione, cioè diventerà il sesto paese più popoloso del mondo, non dell'Africa che già lo è, il paese più popoloso con 400-500 milioni di persone, punto primo. Punto secondo, Leone ci racconta benissimo che è un paese dove il 50% è musulmano, il 50% è cristiano, diviso quindi in due sostanzialmente, ed è diviso in due ulteriormente perché i cristiani sono tendenzialmente agricoltori e i musulmani sono tendenzialmente nomadi, diciamo così, a parte Boko Haram. I pastori fulani sono appunto pastori, spesso entrano in contrasto con i cristiani che sono allevatori, anche per questioni proprio di attività svolte, no? Il bestiame che pascola è quello che rovina i raccolti. E terzo elemento importante, per cui questo viaggio è importante, poi ti lascio subito la parola Emanuele, ma la violenza, perché Leone racconta in una bellissima conversazione, tra l'altro con il preside della facoltà di studi teologici della Veritas University, l'Università Cattolica di Abuja, con 5.000 studenti, un fiore all'occhiello della istruzione universitaria africana. Però il preside ci racconta che lì la violenza è una cosa normale anche perché non è repressa e le classi dirigenti, altro aspetto fondamentale, sono corrotte, sono incapaci, per cui il male è alla radice, diciamo, no? Se lui dice, il preside, qui avessimo sviluppo, la gente non lascerebbe il paese, non riempirebbe i barconi per andare altrove. Ed è un problema anche di classe politica locale corrotta e avida, molto spesso nelle mani, va detto, dei musulmani, perché il preside questo lo dice. Il paese è diviso in due, ma le classi dirigenti sono fondamentalmente musulmane e questo non è un elemento stabilizzante. Insomma, c'è una quantità di questioni che emergono da questo reportage delle quali dobbiamo essere consapevoli, no? Certo, assolutamente. Hai citato bene questa intervista che ha fatto Leone perché è, diciamo, l'intervista più politica, tra virgolette, che noi abbiamo fatto, dove vengono elencate tutte queste questioni che anche tu dicevi. Ne aggiungo un'altra: la Nigeria potrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo perché è un paese ricchissimo di minerali, di materie prime, eccetera, eccetera. E invece la gente vive con meno di $2 al giorno. Quindi questo è il grandissimo paradosso dell'Africa, non solo della Nigeria, pensate anche al Congo. E effettivamente è esattamente come dici tu. Per fortuna all'interno di questo paese ci sono dei piccoli esempi
come ad esempio quello dell'Università Cattolica, dove invece si costruisce non solo, per chi ci crede ovviamente, una vita nella fede, ma si costruisce una società più equilibrata e più giusta. Certo, come tu dicevi e come ci ha raccontato appunto questo rettore dell'università, non è facile, perché in realtà la classe dirigente è composta da persone che invece pensano sostanzialmente solo a se stesse e ai propri clan. Ma qui è proprio il problema, cioè noi, se vogliamo aiutare l'Africa, e in un certo senso quindi di riflesso aiutare noi stessi, non dovremmo fare come spesso fa l'Occidente, soltanto sfruttarla in combutta con i dittatori locali, ma dovremmo aiutarla ad un vero sviluppo. Certo, ci vorrebbe veramente un grande cambio di mentalità, non solo là appunto farla pagare ai manigoldi, ma anche qua capire che l'aiuto ai dittatori alla fine è un boomerang anche da questo punto di vista, no? Bisogna aiutare la società e il buono che c'è in quella società. Ecco, Emanuele, salto a un altro argomento perché vedo che l'orologio segna già le 9:27. Wojtyla usciva di notte, era sostanzialmente un papa pedofilo e nel caso di Emanuela Orlandi c'è di mezzo questa cosa qua. La faccio corta perché è uscita sta notizia, no? Rinforzata tra l'altro dal fratello della rapita Emanuela Orlandi e oggetto di un tuo commento in primo piano oggi su Tempi, no? La pedofilia è colpa dei papi, l'inquinamento è colpa dei cattolici, il razzismo è colpa della Chiesa, è il titolo del tuo pezzo di commento di oggi. Ti lascio subito la parola perché questa è una questione che tra l'altro era già mezza uscita sotto forma di voci ignobili e disdicevoli, adesso ritorna a galla in primo piano, quella che riguarda Papa Wojtyla. Parto da lì. Sì, io non capisco veramente come si possa anche... Tra l'altro, scusami Emanuele, poi veramente ti lascio la parola, però a me ha colpito una cosa che non vedo molto commentata, no? Il procuratore Alessandro Diddi, procuratore vaticano in questo caso, in realtà è italiano, no? È un avvocato, è stato anche avvocato difensore di Buzzi, il famoso compagno Buzzi che era tutt'uno con ambienti vicini alla banda della Magliana, di cui si è spesso vociferato per la storia dei suoi rapporti col Vaticano. Allora, a me sembra che ci sia come minimo un conflitto di interessi in partenza. Poi tutto il resto non lo conosco in dettaglio, non lo so dire, però la cosa andava un pochino evidenziata. E non capisco, diciamo, in che modo ci si possa fidare o affidare quando ci sono dubbi fin dall'origine su questi conflitti di interessi oggettivi. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te e soprattutto io non capisco e ci vedo molta malizia, soprattutto nei giornali italiani, quando veramente danno così tanta enfasi a frasi riportate, in questo caso cioè, è chiaramente una scemenza quella di dire il Giovanni Paolo II di sera usciva con 2 monsignori polacchi, andava a donne, a bambini, eccetera, eccetera, è una cosa che si commenta da sé e invece i nostri giornali vanno avanti per giorni e giorni a instillare questo dubbio, no? È la nostra stampa purtroppo, io nel commento sostanzialmente li prendo un po' in giro, quello e altri commenti che sono usciti sempre appunto che il nostro è un paese di inquinatori perché è un paese cattolico, anche questa mi sembra un'altra sciocchezza. Le cose che a me sembrano sciocchezze che al massimo bisognerebbe, diciamo così, liquidare con una battuta, invece i nostri giornali ci costruiscono sopra pagine e commenti pensosi. Anche questo è un segno di come è ridotta la nostra stampa, secondo me. Emanuele, stamattina ho letto un articolo sulla nuova bussola quotidiana dove si metteva in luce il fatto che il Vaticano è stato molto timido, l'attuale Papa, diciamo, a reagire. Se ha reagito, non so se ha reagito nel frattempo, però insomma c'è un certo timore a puntualizzare cose che tu giustamente dici sono ovvie. Sì, anche io li vorrei un po' più, diciamo così, coraggiosi, soprattutto di non aver paura anche di andare allo scontro. Quando si infanga la memoria di un Papa che è stato fatto santo, non so, se non si reagisce in questo caso, quando dovrebbero reagire? Allora, non facciamo in tempo ad andare ad altri argomenti, ma mi limito a consigliare a chi ci sta seguendo di farsi un giro su tempi.it, perché l'articolo di apertura in questo momento è dedicato all'Ucraina e alla Russia, firma di Leone Grotti, nuove leggi contro i disertori.
La Cina, che è in perenne guerra con l'Occidente, guerra in senso di competizione in questo caso. La competizione si gioca anche sulle terre rare, abbiamo letto qualcosa anche sulla stampa in questi giorni a proposito del Made in Italy, del ministro del Made in Italy che vuole riaprire le miniere in Italia, o roba di questo tipo, insomma, cercare di essere autonomi dal punto di vista delle terre rare che sono fondamentali per l'alta tecnologia, e tanti altri articoli che scoprirete da soli. Io intanto ringrazio Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it. Grazie Emanuele, ci sentiamo come minimo settimana prossima, però intanto ci organizziamo perché la vostra storia la vogliamo proprio raccontare, lo faremo qui a Radio Libertà. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, adesso un attimo soltanto di pausa, poi decidiamo cosa mandare in onda, un piccolo speciale sulla strage di Erba che ci porta indietro nel tempo. Avete ascoltato la rassegna stampa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Qui Parlamento. Rone ne ha facoltà. Grazie la parola, Presidente. prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, grazie Vice Ministro per il prezioso contributo sia nel merito che nell'attività di mediazione, quindi grazie veramente di cuore. È con grande soddisfazione che intervengo oggi per dichiarare il voto favorevole del gruppo Lega alla normativa in materia di equo compenso, che vede infatti finalmente la luce una riforma che è attesa da tempo, la cui mancanza ha penalizzato troppo a lungo una parte significativa della nostra società. Un compenso equo, infatti, è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nelle libere professioni nel rapporto con la pubblica amministrazione e con gli altri contraenti forti, con imprese bancarie, assicurative, con le aziende con oltre 50 dipendenti o con un fatturato di più di 10 milioni di euro. Rappresenta un diritto per i liberi professionisti, soprattutto per i più giovani, per valorizzarne il merito e per valorizzare anche il talento. Provo soddisfazione, consentitemi di fare un brevissimo riferimento al passato, anche perché ricordo che esattamente 4 anni fa, in un tavolo tecnico organizzato dal sottoscritto al Ministero della Giustizia, nel ruolo che allora ricoprivo di sottosegretario, con delega alle professioni, ho provveduto a riunire i rappresentanti delle professioni, dando avvio al percorso che, pur con diversi stop and go, è arrivato oggi al suo compimento. Dissi allora che l'obiettivo che ci ponevamo era quello di tutelare l'equità del compenso nelle libere professioni, a garanzia del decoro e della dignità del professionista e della professione, garantendo quindi un paracadute al professionista in presenza di abusi nel mercato,